Ok, benissimo. Sì, diceva, scusi, ecco. questo copricapo, già. Sì. È fondamentale in alcune testimonianze storiche che possiamo trovare, fondamentale la presenza di questo copricapo che aveva una funzione molto importante dal punto di vista sessuale, proprio perché come il sesso era così lontano dall'amore, quando un uomo aveva necessità, diciamo, di fare quelle sconcerie che si fanno, si amava una donna, aveva il naturale desiderio di fare con lei queste sconcezze. Quindi le faceva indossare questo copricapo per renderla al di fuori di ogni tentazione. Un deterrente forse. Un deterrente Sì. sessuale. C'è comunque l'idea tra noi studiosi di questo genere di materia che questo copricapo, che appunto ha questo grandissimo potere, possa essere usato per qualche ragione a noi ancora ignota per evitare l'accoppiamento e quindi la riproduzione dell'intero genere umano, che andrebbe così a distinguersi. Accidenti, queste sono affermazioni estremamente forti che non vogliamo mettere in dubbio. Sarà vero che questo copricapo effettivamente sarà un deterrente per le prossime generazioni, cioè la fine dell'umanità intesa come la fine della procreazione. Ebbene, quindi il calendario a questo punto segnerebbe la storia sessuale dell'uomo. Esattamente. Che andrebbe a finire nel 2012. Quindi questi Maraya, che erano un po' staccati da quello che erano i Maya, ormai loro li chiamavano anche Matusa a un certo punto, coltivavano queste droghe, naturalmente le utilizzavano e cominciarono a creare questi, tra virgolette, copricapi in un tessuto anche a volte strano, a volte era fatto proprio di fibra di droga, di varie droghe inserite dentro, eccetera eccetera. A volte se le mettevano in testa, davano fuoco a questo come fossero dei ceri umani praticamente, e si immolavano a quelli che erano le varie divinità, come ho detto prima, il dio Stroppa, il dio Sturo, poi c'era il dio Bamba, poi c'erano varie divinità, insomma. Il problema è che, tornando al discorso di prima che facevamo dell'estinzione di quelli che erano i Maya videro che effettivamente non era male quel tipo di vita. E quindi cosa fecero? Cominciarono ad avvicinarsi a quella che era pian piano, a lasciare quella che era la loro vita normale, il loro tran quotidiano, e avvicinarsi ai Maraya, sempre più ai Maraya. Questi scoffiotti quindi diventarono sempre più importanti, perché erano come un'antenna che portava questi personaggi verso le loro divinità, li proiettavano verso per sentire quindi e avvicinarsi a quelle che erano le proprie divinità. Dopo naturalmente i neuroni venivano persi durante queste cerimonie dove venivano sacrificati proprio neuroni, era proprio questo, neuroni venivano sacrificati sempre di più. Naturalmente più i Maya cominciavano a, come si può dire, cominciavano questa specie di migrazione verso il popolo dei Maraya. Quindi naturalmente si sa che non si può vivere di sola droga, e coltivando solo droga a un certo punto vengono meno tutte quelle sostanze, quei prodotti che danno una vita, che possono essere il cibo, eccetera, naturalmente. Quindi hanno cominciato a morire di fame e vivere di droga, e così Maya pian piano si sono estinti. Sarà vero quindi che la funzione dei copricapi era quella di limitare le nascite? Oppure sarà vero, come dice il dottor Paul Reber, che il copricapo serviva per immolarsi alle divinità, dandosi fuoco addirittura? Non lo scopriremo mai, però c'è gente che afferma che questo sia possibile, e c'è anche gente che afferma che questo non sia vero, e c'è gente che afferma che non sa. Le testimonianze della popolazione che tramandano il nome dello scuffiato Maya
di generazione in generazione, ebbene non abbiamo mai trovato un nome simile ad un altro. L'abbiamo chiesto ai nostri esperti e questa è stata l'incredibile scoperta. Sì, si chiamava Skachkaflus. Prego? Spartanfsisur. Scusi? Silfostirnorta. Quando abbiamo fatto la stessa domanda alla dottoressa Sarah Sunrise, abbiamo avuto questa nuova rivelazione. Diciamo, ecco, si chiama, sicuramente può chiamarsi Hakchapel. Prego? Vublitax. Scusi? Ecco, attenzione perché la professoressa si sta collegando addirittura con i Maya in questo momento per conoscere il nome esatto di questo. Ecco, parlo sottovoce, il nome esatto forse lo sapremo fra qualche istante. Ecco. Mi scusi, No. ho avuto un assorbimento. Ah, ok. Ogni tanto succede. Benissimo. Dunque, dicevamo il nome, non avevamo ben capito il nome del copricapo, che appunto è... Accrosciala. Benissimo. Guardi, io ho praticamente viaggiato in lungo e in largo nella terra dei Maya, dei Maraya, ho letto incisioni e devo dire la verità, ogni volta il nome era indicato per questo indumento in modo diverso. Però, se devo dire la verità, il nome che a me sembra più probabile sia quello corretto è Silvano. Abbiamo sentito anche Paul Rebel, lei lo conosce forse, so che avete avuto anche dei battibecchi. Lo sa che è omosessuale? Forse questo esula dalle nostre investigazioni. Mi scusi tanto. Prego, si figuri. Comunque, insomma, è un dato che terremo di fatto terremo in considerazione anche questa cosa ai fini della nostra ricerca, naturalmente. Tra virgolette, Paul Rebel l'abbiamo intervistato. Ecco. Guardi, mi scusi, ma sì, non lo rispetto molto, devo dire la verità. C'è stato detto anche da lui poi che nei suoi confronti che dice che lei appunto fa uso spesso di stupefacenti. Sì, lui fa uso di vibratori. Benissimo. E... Mi turbo. Benissimo. Questa barba lunga con questa cosa in testa, questo copricapo che assomiglia alla macchia che io ho. Le faccio vedere rapidamente con un grafico come la vicinanza dello scuffiotto può influire su questo fenomeno. Se noi trattiamo qua, tracciamo il famoso grafico di Parson, scienziato Alan Parson. Da Dante nunca tengo, passando Papa Mare. Se io scoppiato non te puoi fermato. Grafico scoppiato, siamo